Un concerto che mescola le atmosfere del jazz, musica d'autore e musica da camera per celebrare la grandezza dell'unica scrittrice italiana premio Nobel della storia. È un omaggio in grande, quello che l'ISRA ha voluto fare a Grazia Deledda, organizzando a Nuoro ieri sera e replica questa sera al Lazzaretto di Cagliari il concerto del cantapoeta Mariano De Ida, sardo per nascita, piemontese per formazione e portoghese per scelta. Tante case e tante vite per questo autore che ovunque vada porta però sempre la Sardegna nel cuore e che mischia musica e letteratura con opere al contempo colte e popolari nell'accezione migliore del termine. Dopo anni di ricerca sull'opera di Fernando Pessoa, De Ida approda agli universi descritti da Grazia Deledda e ne è subito rapito, al punto da dedicarle nel 2007 un intero album, Mariano De Ida canta Grazia Deledda, che dà anche il titolo al concerto tenutosi ieri presso l'Auditorium Lilliu. Quasi la prima volta che io interpreto il disco di Grazia Deledda interamente. Non mi è mai capitato, insomma, io ho fatto un lavoro immenso lungo anni su Fernando Pessoa e quindi ho concentrato quasi tutta la mia attività su questo poeta portoghese, svolto per la maggior parte in Portogallo. E quindi è veramente la prima volta che interpreto il disco intero. Un omaggio musicale letterario, quello di De Ida, che da anni in Portogallo promuove l'opera di Grazia Deledda, contribuendo anche a far sì che i suoi romanzi fossero tradotti per la prima volta in lingua portoghese. Mi misi a leggere profondamente questa scrittrice, scoprì delle cose, arrivai a musicarla per quello, perché ho scoperto un mondo che non conoscevo, un mondo che si avvicina molto alla scrittura. Posso tranquillamente dire, senza avere paura di essere smentito, ma secondo me la Deledda scrive, il livello della sua scrittura è il livello di Dostoevskij, cioè non si allontana molto.